Mi viene da ridere. Questo è un personaggio in cerca d'autore. Azione ridicola. Il giudizio del governatore del Veneto è lapidario e rispedisce al mittente l'iniziativa che fa discutere in queste ore la rete. Boicottare Prosecco e vini della nostra regione per devenetizzare bar e locali. Il neologismo è firmato da Pino Aprile, giornalista e scrittore pugliese da anni impegnato nella rianimazione dell'orgoglio meridionale. Così, con un appello su Facebook, nasce la rete nazionale di bar devenetizzati, corredati dall'hashtag MangiaSud. Il perché è presto detto ed è strettamente legato al tema autonomia. La Regione Veneto ha deciso di trattenere tutto il residuo fiscale, dice Aprile. Quindi, se tu consumi prodotti veneti, non solo arricchisci le imprese venete, ma significa anche che le tasse che paghi sulla bottiglia di vino veneto andranno a finanziare scuole, ospedali e strade del Veneto. E le scuole, ospedali e strade del sud, chi li finanzia? La condivisione sui social aumenta, ma Zaia si rivolge direttamente a Pino Aprile. Riesce addirittura con tutta una teoria a dimostrare che i veneti hanno da dare e non hanno da avere. E io so solo una roba, che ogni anno mandiamo a Roma circa 20 miliardi di euro di tasse. La verità è un'altra, che con tutte le tasse che mandiamo, almeno abbiamo diritto, almeno dico, a un minimo di rispetto. È un'iniziativa che è ridicola e va rimandata al mittente. Sullo stesso linea d'onda i produttori di Prosecco. Credo che le eccellenze italiane non abbiano bisogno di queste sterili polemiche. Dobbiamo avere anche una visione più aperta. Noi continueremo assolutamente a comprare i prodotti del sud perché ritengo che sarebbe una grave perdita per tutti. Stiamo collaborando come consorzio con diverse realtà consortili dell'agroalimentare proprio del sud e del centro Italia. Ma il boicottaggio rischia di avere conseguenze? Produciamo 540 milioni di bottiglie, ce le chiedono tutto il mondo, se c'è qualche bar di Pino Aprile che non vuole Prosecco ne prendiamo atto, però lui non può privare i suoi concittadini del poter degustare il Prosecco, questa sarebbe quasi da denuncia, no? Insomma, prevale il sorriso, anche nell'appello che Zaia lancia direttamente allo scrittore. Giura davanti a Dio che non ti candiderai mai, allora la tua iniziativa magari potrebbe avere anche qualche senso.